Eder. Mech. Pallister. Ciao, Eder. Un caro saluto a te e ai tuoi follower. Oggi risponderemo a qualche commento sui video, ma soprattutto ci porteremo dentro la staging effettuato dai terzi e quindi il trasporto del cadavere, id. il suo adagio sul pavimento di foglie nel posto di ritrovo. Risponderemo ancor prima sui vostri dubbi e sulle critiche che muoverete, e lo faremo proprio nel mentre che guarderete il video. Per la prima volta useremo la tecnica dell'anticipazione critica, contestualizzata alla visione dell'oggetto, della critica. Il video che vedrete e l'audio esplicativo. Sarà un lavoro enorme, ma fatto con assoluta professionalità, in quanto seguiti dal nostro team leader Ricky. Se siete pronti partiamo, sedetevi bene e seguiteci fino alla fine per il colpo di scena finale che vi farà rabbrividire. I terzi porteranno Lily il 4 gennaio nel luogo di ritrovo, perché sanno che sarà ritrovata dopo qualche ora e ciò infatti accadrà proprio il giorno seguente del 5. Non ci interessa soffermarci su come hanno fatto a far sapere dove poter trovare il corpo. Ci interessa più come l'hanno portato lì e come hanno confezionato la scena. Voi direte: ma allora insisti con l'adagio del corpo sul fogliame? Ciò non può essere, perché ci sono le ipostasi e dicono che è morta lì, non è stato spostato il corpo. Qui vi sbagliate, perché i terzi conoscono i cadaveri e li hanno visti tante volte. Sanno che Lily è morta in una posizione e su un fianco, quindi quando la portano lì la posizionano sul fianco della morte. Così nessuno può pensare ad uno spostamento, perché quando la trasportano sono passati oltre 15 giorni e non c'era più circolazione di sangue. Basta quindi riporta sullo stesso fianco di morte originaria. Adesso andiamo alla rete. I terzi non portano Lily dal sentiero principale, ma lo faranno dalla parallela per non lasciare sulla principale segni di passaggio. Signori, questi sono del mestiere e furbi, lo capite o no? Come disse Rita. Qui vanno i nostri complimenti, abbassano la rete e fanno scivolare il corpo, quasi vicino al terreno e con il fianco della morte, nella posizione della morte di Lily, avvenuta molti giorni prima. Tutto calcolato bene. I sacchi hanno parte di tracce che non sono raccoglibili nel sentiero primario. Provengono infatti da altro passaggio. Adesso direte sì, ma se la versi per terra si producono contusioni. No, non può essere, perché si tratta di cadavere che non ha circolazione di sangue. Nessun ematoma quindi. Ciò detto, adesso parliamo del trasporto che avviene con un mezzo a notte fonda. Sanno che lì non passa nessuno perché sono persone di zona. Tutto sarà fatto con un triplo sacco. Questo serve al trasporto e poi se lo portano, lasciano quelli trovati, che infatti sono nuovissimi. E sono nuovi senza impronte di Lily. È chiaro perché, in quanto lei non li ha toccati. Uno si può mai suicidare senza toccare i sacchi che usa? Ovviamente no. Sono maneggiati con guanti dai terzi, infatti. C'è un'impronta guantata su una parte, la conferma del maneggio dello staging. Il corpo non pesava molto, circa sui 50 o 60 chili, che dividi per 2 uomini e quindi ciascuno avrebbe impegnato massimo 20 o 25 kg di forza di sostegno. I terzi, come già detto, sono dei professionisti. Materialmente è gente che ha esperienza
e che segue le vicende alle TV e su Facebook. Tanto che useranno alcune idee di Covalero e Claudio. Ciò per depistare, ma sì, hai capito ovviamente. Bene, direte che sono fantasie le nostre? Non crediamo, perché vi ridondiamo a tono sulle critiche. Abbiamo ricostruito lo stage. L'uso del laccio lasso è stato un errore, come anche togliere dalla borsa alcune cose e mettere l'orologio. Rosa, togliendo anche la catena al collo regalo di mamma di Lilli, ora vedremo meglio. Lilli usava l'orologio rosa solo per viaggi in bici ed in estate, invece per tutti i giorni usava quello di pregio. Inoltre mai si separava dalla collana della mamma anche di valore, mai usciva senza. Ciò significa che i terzi hanno portato il corpo lì, ma prima altra persona ha voluto gli oggetti di valore e di ricordo. Serviva però altro orologio e sarà messo al polso quello rosa anche per identificarla meglio. Quella mattina chi la trova dirà: cercate un orologio rosa. Ciò perché dissero loro che Lilli aveva l'orologio rosa, ma non l'aveva in vita quel 14 mattina uscendo di casa. Avete capito bene? Il dato è importante. Andando oltre dalla borsa, tolgono ciò che serve a casa. Documenti. Mentre i telefoni erano già a casa, perché Lilli li lasciò in carica per andare a gettare la spazzatura. Tornare a casa? Il giorno prima era già stata alla Unicredit per pianificare i conti. Voi direte, ma la sua agenzia era più distante dalla via Giulia. Non importa la filiale. Perché? L'operazione che doveva fare si poteva fare anche presso altra filiale stessa banca. E quindi quel 13 ha scelto quella di via Giulia più vicina a casa. Lilli voleva aiutare Sebastiano e stava andando a pianificare la vita sua con Claudio. Di ciò han parlato in 16 minuti il 13. Claudio questo non lo dirà mai. Lilli aveva tolto la fede e lasciato Sebastiano il 13 sera. Sebastiano non l'ha digerita e la seguiva e sentiva di nascosto da giorni. Direte come? Semplice, con ricetrasmittenti. Inoltre, le sue amiche come quella in auto il 14 lo aiutarono a vedere dove andasse Lilli. Per uno scherzo del destino, non voluto quel 14, una sosia passerà dalla Gioberti lasciata da Sebastiano. Prima delle 9, poi lui andrà in laboratorio e dopo le 10 andrà a casa come abbiamo detto. Lilli era a casa e lì accadrà il litigio. Lei non ha fatto in tempo per riuscire per andare da Claudio come promesso, questo è il punto della situazione. Tutto avviene per motivi economici e passionali, di tanto che scompaiono codici. E ciò, ad opera di chi vuole i suoi soldi, può essere mai un terzo sconosciuto che sa dei codici? Ovviamente no. L'avvocato Taormina ha già parlato, ma un alibi di ferro si dice. Noi diciamo di no perché i filmati della GoPro sono modificabili. Il vestiario non è da giri in bici. I consumi in laboratorio ci sono fino alle 10:30 e dopo non c'è traccia. Telefoni spenti, nessun alibi, l'auto viene lavata, poi venduta, alcune cose di Lilli vengono regalate. Non la cerca subito, scompaiono cuscini e coperte. La cassa non sarà azzincata. Si crede subito al suicidio. Si dice che non si sa usare la GoPro, ed invece la usa da anni. Si arrabbia su Claudio e sulla storia che nega. Assume un atteggiamento da anziano smemorato, afflitto, e poi, dopo pochi giorni brinda, non diciamo altro ciò, vediamo, e leggiamo su TV e giornali. Finiamo quindi con una chicca. La Cattaneo
È pronta a dire in perizia che Lily è stata uccisa soffocata con un intermezzo di uso casalingo. A presto, e vi diremo cosa è. Ciao. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.